La Sardegna si avvia a superare quota 1000 positivi al Covid-19. Ieri l'incremento è stato di 40 casi che hanno portato il totale a 975, da registrare nelle ultime 24 ore 7 decessi, mentre le persone guarite sono state 14. L'andamento dell'epidemia nell'isola ormai sembra essersi stabilizzato, con numeri che al momento sembrano gestibili dalle strutture Covid allestite dalla Regione, anche se si continuano a registrare casi di positività tra il personale medico e infermieristico, quello sulla prima linea del fronte. Gli ultimi casi sono registrati nelle ultime ore negli ospedali di Ozieri, Oristano e nella clinica universitaria di Monserrato. Intanto prosegue l'impegno dei medici militari nel monitoraggio delle case di riposo del Sassarese. La Task Force Sanitaria Sardegna, formata da medici e infermieri dell'Esercito e della Marina, si è concentrata sullo screening degli anziani e degli operatori della casa di riposo Papa Giovanni Paolo II di Tula, in provincia di Sassari. Inoltre i medici supportati dalla Brigata Sassari sono tornati nella residenza per anziani di Osi, dove proseguono i controlli clinici e il monitoraggio della situazione di Villa Gardenia. In entrambe le strutture sono stati effettuati controlli per favorire l'applicazione delle norme anticontagio. Queste attività rientrano nella più ampia collaborazione tra il sottosegretario alla Difesa Giulio Calvisi e la Regione Sardegna, questo al fine di garantire il supporto medico alle strutture sanitarie locali impegnate in questi giorni a gestire l'emergenza coronavirus. Sul fronte delle misure per contenere l'epidemia continuano le interlocuzioni tra Regione e Governo sulla questione dell'app per monitorare i soggetti in quarantena. Roma non ha ancora risposto alle sollecitazioni del Presidente della Regione Cristian Solinas, che anche ieri ha ribadito che la Regione è pronta ad attivare lo strumento tecnologico. A frenare il Governo sono le questioni di rispetto alla privacy, un ostacolo che a breve dovrebbe essere superato anche a livello nazionale.